Rieccoci, ultima parte di Primo Inter Pares, appuntamento a mercoledì, gruppo TV7, ospite l'avete visto, in maniera un po' diversa, abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato della vita privata, abbiamo capito che preferisce le donne more, con i capelli lunghi, abbiamo capito che è un romanticone, un coccolone, ha bisogno delle coccole, quindi qualcuno che ci sta ascoltando sappiate, care donne con i capelli lunghi, diamo questo messaggio che è un romanticone, però è anche un duro. Quello che piace alle donne è essere un romanticone, ma anche quando ci vuole un duro. Però la verità è che è molto amato Roberto Marcato dalla gente, perlomeno le persone che sono vicino, che lo conoscono, dicono è alla buona, la gente vuole le persone che siano vicine a loro, e quando si arrivano a determinati livelli invece poi comincia a arrivare, le faccio il paragone sempre banale con quelli del calcio. Quando un giocatore arriva in Serie A, una volta tu andavi in un campo, potevi intervistare chi vuoi, adesso c'è la conferenza, uno alla settimana, perché c'è la mediaticità, perché c'è la comunicazione, quindi ecco, non vorrei che la gente perdesse quello spirito che ha lei in questo momento quando poi arriva ai massimi livelli, cosa che mi sembra la Lega invece più di piazza, più di cuore, più in tutti i suoi uomini al vertice sono quelli che, io Salvini l'ho avuto qui ospite a Primo su un paio di volte, quindi è uno che insomma è alla mano anche lui, insomma non lo so, adesso è tanto che non lo vedo ultimamente, però. Guarda, Salvini ci siamo visti ieri con Matteo, io lo conosco da 20 anni penso, cioè lui non è cambiato di nulla, Zaia altrettanto, io lo conoscevo quando insomma, più o meno eravamo bocce, ed è sempre quello. Mi piacerebbe diventare presidente della regione prima o dopo, o sindaco di Padova, le piacerebbe qualcosina del genere? Ma allora, il fatto che ci siano persone che pensano a me in questo ruolo... Ho visto, sai che serio è diventato adesso, le ho fatto questa domanda, è cambiato il piglio dell'occhio, ci voleva un primo piano, è cambiato completamente. Ma perché io prendo tutto, quando si tratta di gestire organi così importanti, io sento assolutamente il peso della responsabilità. So che magari qualcuno che piace arrivare là perché c'è il potere, io invece per me è solo responsabilità. Quindi allora sono molto onorato del fatto che anche a Padova in tantissimi pensino a me come futuro candidato sindaco di Padova. Quindi questo mi inorgoglisce molto. Però anche Padova è una città straordinaria, complessa, non difficile, complessa da governare. Serve che il territorio ti desideri veramente, ti voglia veramente sindaco, perché tu puoi davvero cambiare il volto di questa città se hai la forza del territorio che rappresenta. Perché secondo lei è governata male adesso? No, allora, insomma, sarebbe facile, io sono un avversario politico, sarebbe facile, come dire, parlare male lei è anche obiettivo. Io sostengo che Padova abbia un'anima addormentata. Padova è nei fatti la capitale del nord-est. Padova è la città universitaria più importante del mondo, per quanto mi riguarda. Ha una potenza di fuoco in termini culturali, imprenditoriali, che poche altre città hanno, però è un'anima addormentata. Ecco, servirebbe un detonatore, serve un sindaco che abbia una visione strategica. Un esempio, perché questo al di là delle parti politiche, al di là anche dell'amicizia che mi lega, però onestamente, obiettivamente, qualcosa sta facendo, insomma, sotto certi profili. Qualcosa anche che aveva iniziato il sindaco precedente. Ma io non sto dicendo che, ripeto. Mi sa, Marcato, quando Roberto, qualcuno dice sta facendo quello che ha fatto Bitonci prima, ma un giorno se diventa sindaco lei e il sindaco attuale che è di un'altra parte ha fatto delle cose giuste, è giusto che lei le continui. Se ha fatto le cose sbagliate, quindi è una cosa che viene tramandata, perché un ospedale oggi per la burocrazia viene fatto in 15 anni, in 30 anni, a Padova che parliamo dell'ospedale sono 30 anni di qua, di là. Guardi, le faccio due esempi per capire qual è la mia visione politica in generale. Allora, non so, la viabilità. È stato fatto quell'intervento su Corso Milano, no, qui a Padova, ed è un intervento localizzato, che ha magari risolto un problemino e ne ha creati altrettanti. La domanda vera è: ma qual è la visione complessiva della viabilità e della mobilità della città di Padova e dei comuni limitrofi?
Quindi allora io devo partire da questo e devo dire, bene, mi faccio un programma a 20 anni, a 30 anni, a 100 anni, a 2000, però so dove arrivare. Qui ma questa è la sfida ci vorrebbe politica. La terza tangenziale, Corso ma Milano, questa è la sfida. È una bazzecora Corso Milano. Sì, ma questo per un esempio. Qualcuno ha la visione complessiva della mobilità che serve a questa città nei prossimi 30 anni? No. Ospedale di Padova. Qui nascerà l'ospedale più importante del nord Italia, non di Padova, del nord. E sarà un ospedale straordinariamente importante perché è un connubio fra ospedale e università. Che, insomma, la facoltà di medicina è una roba straordinaria. Mi arrivi alla conclusione. Io su questo immagino Padova 2 attorno a quell'ospedale. Ma aspetti che cresca l'ospedale prima? No, è questo il tema. Tu devi avere l'idea prima dell'ospedale, cioè la viabilità. Arriveranno migliaia di persone. Marcato, fermo, quando ho detto aspetti, nel senso che io spero venga fatto. No, allora l'ospedale viene fatto sicuramente. Le do due considerazioni, le mie. No, nel fatto che non venga la programmazione, sono d'accordo con lei. Poi il posto è quello, ma verrà fatto. Ma il posto è tutto ciò che sta attorno. Arriveranno studiosi, ricercatori, medici, professionisti, arriverà gente a tutto il mondo a curarsi. Non so, abbiamo un'idea della capacità recettiva, alberghi. Guardi, l'unica cosa è che a Padova ci sono, ma non ci sono, gli alberghi ci sono. Ma sono connaturati all'ospedale? No, cioè, abbiamo uno sviluppo sull'ospedale, io costruisco un'altra città. Io mi preoccuperei di un'altra cosa, mi preoccuperei dell'ospedale da Padovano che il presidente Zaia assieme al sindaco di Padova, visto che molto probabilmente Flora andrà in pensione ed è quello che ha tutte le carte in mano, commissari qualcuno per fare quell'ospedale, indico anche in Flora una proposta in nome, in modo tale invece che fra 12-13 anni l'ospedale venga fatto in 4-5 anni. E da quello lì è giusto costruire le basi che sta dicendo lei. No, è prima, un sindaco deve farlo prima, deve dire, bene, allora abbiamo individuato la zona, lì ci sarà il nuovo ospedale di Padova, che è una cosa enorme, straordinariamente importante per lo sviluppo di una comunità, perché qui diventerà il centro del mondo. Se questo è il centro del mondo, attorno a questo io ho un'idea di che cosa sarà Padova nei prossimi 30 anni, 50 anni, questo deve fare un politico, tu devi immaginare e sull'immaginazione poi fare interventi. Siccome l'ospedale qui vicino verrà proprio vicino alla nostra sede, non è che attorno ci sia lo spazio come lo stadio, dov'è lo stadio di Padova, dove attorno ci sono campi, ma tutto si può fare, tutto si può fare. Io per esempio sono fondamentalmente convinto, allora c'è un problema di parcheggi, io farei un accordo con i ministri, con la sovrintendenza e dico ragazzi, in Piazza Insurrezione faccio un parcheggio sotterraneo di 10 piani. E se trovo l'anfora, faccio un accordo prima con la sovrintendenza, in caso che trovo l'anfora. Cosa che femo? Siamo là, mettiamo sulla parcheggia. Ma facciamolo. E invece qua ci fermiamo sempre. Io le auguro che lei diventi sindaco. Poi mi faccio un fazzoletto, poi quando farai l'interrato... Ci vuole rabbia, ci vuole visione. Facciamo sempre robe piccolo cabotaggio. Ci vogliono i soldi. Ma no, allora le faccio le dico, allora, per fare quello che dice lei, le dico la cosa le dico una cosa. Io faccio un incontro 3 anni fa più o meno. Mi faccio un caffè col magnifico rettore e lui mi dice guarda noi abbiamo tra le altre cose, stiamo parlando di ricerca e innovazione, e mi dice guarda noi facciamo fatica a sfornare, a laureare ingegneri sufficienti rispetto alla richiesta che ci fanno le aziende. Madonna, come mai? Uno dei motivi è perché ci mancano le aule. Mi ho detto, ma non è possibile che non riusciamo a laureare ingegneri perché ci mancano le aule? Perché capisco, se non ci fosse la richiesta sarebbe ma perché ci mancano le aule? E troviamo queste aule. E mi ho detto, scusa, ma abbiamo la fiera. Abbiamo la fiera, portiamo un competence center là, portiamo la fiera, la facciamo diventare il centro della ricerca mondiale e portiamo là le aule di ingegneria, lo stiamo facendo? No. Ma bisogna creare, attorno all'idea bisogna trovare le sinergie. Sono d'accordo. Ragazzi, arrivano, i soldi ci sono, basta andare all'Ittore, ma ci vuole, ma che vuoi? Rabbia per andare a Torre Schesso, non li dà. Roberto Marcato, le faccio esempio, stiamo parlando un po' così come fossimo in un bar. Io sono nato in Prato della Valle, più o meno, proprio in Prato della Valle. È uno dei miei sogni da bambino, ora. Io ricordo in Prato della Valle, pensi ad arrivare ora dove c'è Santa Rita, c'è il 4 novembre la festa dei mille. Arrivavano i carri armati, allora una volta facevano, e poi andavano a parcheggiare, c'erano i campi a Santa Rita, li hanno costruiti tutti i palazzoni. E il mio sogno è sempre stato, quando vivo in Prato della Valle, ci sono quasi tutti i giorni, dico mi piacerebbe vedere il Prato della Valle senza macchine.
lo vado a dire a chi ci lavora, ai commercianti. Mi piacerebbe vedere Padova con le biciclette, come ci sono in altri paesi, però noi abbiamo strutture delle città che sono diverse da altre. Sì. Io vorrei vedere ma davvero... se io porto un parcheggio in centro, nel centro storico... Oggi vede la gente, magari là si stanno solo un po' partitico, quindi non... Io Padova, che io sono uno che va in macchina, quindi sono anche un pigro, mi piacerebbe vederla che la gente va in bicicletta, in monopattino, cioè io ne ho le scatole piene di macchine, no, lo vado a chiedere ai commercianti. Sì, allora, che lei ha ragione. E concludo Mercato, che danno la colpa, i negozianti, ha ragione o no, che non vanno macchine quando oggi il commercio è a livello mondiale distrutto dall'e-commerce, ma non dai parcheggi, perché i negozi a Padova, a Treviso, a Piombino Dese, a Venezia sono chiusi per via dell'e-commerce. Allora, lei fa un ragionamento giusto perché tiene conto anche della sostenibilità ambientale delle nostre scelte, che oggi è un dovere morale. Siamo tutti d'accordo. C'è un tema però. Se tu mi togli il traffico e le macchine dai centri storici delle città, tu mi devi dare l'alternativa, perché togliere il traffico e basta è un'idiozia assoluta, perché tu togli la possibilità a me di arrivare in centro, alla sera di arrivare in centro e non ci va nessuno. A Verona vicino all'arena, in centro ha tolto tutto. Ma mi devi dare... Allora, no, vai a piedi, mi togli, non c'è neanche il pullman, mi togli via questo. Allora io devo avere i servizi... Roberto Mercato, a Verona vai a piedi. A Verona ma sì, ma ci arrivi a Bassano. Tu arrivi in centro a Bassano, parcheggi sotto, sali e sei in centro a Bassano. Ragazzi, bisogna fare così. Bene. Allora, tu devi dire, non voglio più le macchine, ma mi devi dare la possibilità di avere un pullman che passa ogni 3 secondi e posso parcheggiare, e non che se rompe il tram e il pullman non arriva, e il freddo si ferma e il parcheggio si piega, perché così non ci va nessuno. I centri storici senza negozi muoiono. Il tram si rompe come fa l'incidente l'autobus normale, succede quello lì. Ma il tram si rompe, il servizio pubblico si fila, i parcheggi esterni. Ragazzi, tu devi dare la possibilità, e bisogna che sia facile, se no la gente non li usa. Allora, dopo tutto questo bel discorso, si candiderà sindaco, quindi? Ma in 2 anni può succedere finimondo. Le piacerebbe lo vedrebbe candidarsi sindaco? Ma insomma è una città che amo visceralmente, che sento mia. Lei lo sa che dopo deve sempre andare quasi in giacca e cravatta, eh? Perché ci sono molti eventi con la fascia. Ma non è detto, soprattutto dico la fascia già gravata. Ma sarà mica quello il problema. Ma è una battuta, lei capisca. Parlando seriamente, stai una battuta. Senta, è stato contento della riduzione dei parlamentari o è in disaccordo? Secondo me è una sciocchezza di portata colossale. Però il suo partito una parte lo voleva. Sì, io ho votato no, l'ho anche detto anche a Salvini, ho votato no, perché a me non piacciono le finte riforme, le picconate alla Costituzione non mi piacciono. Quindi non le piace questo? No, assolutamente non serve a nulla. Come mai il Movimento 5 Stelle ha perso quell'amore che ha avuto nell'ultima tornata elettorale? Ma perché di fatto il partito non esiste. È un partito che non esiste. Però è un partito... che la Lega inizialmente non esistita, è ritornata al 2%, poi è ripartita. Sì, ma noi abbiamo... Inizialmente non esisteva. Però noi abbiamo due cose che il Movimento 5 Stelle non ha. Noi abbiamo intanto un'organizzazione di partito che è straordinaria. Roberto, parlo inizialmente. Inizialmente no, ma la Lega parte già strutturata, con una struttura, le sezioni... Ma con una parte dell'Italia solo, però. Sì, per carità, però era strutturata e presente. Noi avevamo assessori e sindaci come adesso dappertutto. E quindi... Il Movimento 5 Stelle non ha nessuna base, non ha nessuna organizzazione territoriale, non ha nessuna rappresentanza territoriale. E poi il fatto che loro sono partiti con proclami roboanti che hanno fallito completamente, cioè scardinare il Parlamento come zero, riduzione zero, cambieremo il mondo zero, mai con il PD zero, mai con il bomba perché zero. Ha perso. E come mai il PD è caduto così in basso? Perché ci sono state molte fratture interne? Qui in Veneto? No, in generale, io parlo in generale, a livello nazionale. C'era ovviamente un Renzi che aveva portato tramite l'Europea oltre il 40% di numeri incredibili, poi ovviamente ha fatto fuori i vecchi uomini di partito, ricordiamolo, poi è arrivato Zingaretti, poi ci sono delle fratture all'interno tutt'oggi. Come mai secondo lei? Ma perché da quando è caduto il comunismo, e quindi insomma, andiamo ormai negli anni '80, ad oggi quel partito, secondo me, lo dico con molto pudore perché bisogna sempre stare molto rispettosi in casa d'altri,
però manca di un'anima, manca di una definizione, cioè è qualcosa ancora di informe, non è mai riuscito a trovare una sua collocazione precisa nella storia dopo il Partito Comunista. C'è la possibilità, per esempio come Forza Italia, come la Lega, di avere un leader, lì ci sono tanti e uno che è leader non può esprimersi perché ognuno poi... Ma tu puoi avere le faccio una domanda, Marcando, fanno le primarie, vince Renzi e tutti gli altri dovrebbero correre invece Calenda va da una parte, Zingaretti va da un'altra, cioè, no, ma non si può partire dal tetto. Bersani da un'altra ancora. Ma non si può partire dal tetto, tu devi partire dalle fondamenta. Cioè, il leader è una conseguenza di un apparato valoriale, di una storia, di un'idea, di una filosofia, di una ideologia. E il leader poi ne è una conseguenza, ma tu devi avere un credo. Cioè, noi siamo un partito federalista, che sia Salvini o che sia Borile, certo. Noi saremo sempre un partito federalista. E quindi anche Borile sarà il nuovo leader. Il PD ha delle basi. Sì, però loro hanno mille anime, mille correnti, e i bersaniani. E questo manca il leader. Ma come fai a fare il leader? Loro hanno una visione della sintesi di anime contrapposte, mentre noi, il leader nostro è la sintesi di una storia. Chiaro. Completamente diverso. Berlusconi è a fine corsa? Decisamente sì. È un uomo che ha dato tanto a questo paese, all'economia di questo paese, anche alla politica di questo paese, ha scardinato un sistema, ha segnato una cesura netta con il passato. L'Europa è importante averla vicina, oppure perché con Salvini non avevamo qualche disaccordo nei confronti dell'Europa, o con questi c'è un po' più di accordo? Secondo lei come vede il futuro l'Europa di fatto non esiste, c'è bisogno di un'Europa sì e c'è bisogno di un'Europa vera. Per semplificare al massimo, se lei oggi volesse parlare con gli Stati Uniti d'America, lei chiama Trump. Se vuole parlare con la Russia, chiama Putin. Se lei vuole parlare con l'Europa, chi chiama? Il Presidente della Commissione? Dopo 2 minuti, Presidente d'Italia dico un'altra cosa. Presidente del Parlamento Europeo? Ha fatto un paragone diverso. L'America è l'America storicamente da molti anni, molti Stati Uniti. La Russia è la Russia, l'Europa ha 20-30 paesi indipendenti quanto ci mettiamo? Quanto aspettiamo? Deve prima fare il leader unico, ci vorrà tempo. Ma allora perché decidere che l'Europa diventi Europa però davvero. Quel leader unico andranno bene a tutti i paesi. Ma anche qua, il leader è una conseguenza di una visione, cioè noi ci siamo fermati alla condivisione monetaria, un'unica moneta. È vero, punto. Però in questo ci vorrà del tempo. Ma certo, sì, ma e quando iniziamo? Serve una politica fiscale che sia uguale per tutti, serve una politica sociale che sia uguale per tutti, altrimenti... Le strategie sono d'accordo con lei, però il leader che faceva riferimento all'America e alla Russia ha bisogno di tempo. L'Europa è storicamente, da quando è nata... Sì, ma noi siamo fuori tempo massimo. Da quando è nata eravamo un'Europa ogni Stato, perché la Francia era un'Europa... Ma è così anche oggi? Anche oggi. Quello che la unisce deve essere un leader al di sopra delle parti che accontenta tutti. Ci vuole tempo. Credo che sia sotto gli occhi di tutti che c'è un'Europa come area geografica e poi c'è un asse di comando che è Francia e Germania. Certo. Ma hai fatto sport nella sua vita lei? Pochissimo, proprio pigro da morire. Pigro da morire. Neanche un po' di sport. Ero un grande organizzatore di feste e di festine quando ero al liceo e alle medie. Ma lei organizzava le festine e preparavi i tramezzini o poi No, mi organizzavo feste, invitavo, facevo, mi divertivo. Mi piaceva da matti bermi caffè e chiacchierare. Io sono sempre stato un grande osservatore dell'umanità e proprio stare a parlare anche di massimi sistemi mi è sempre piaciuto molto. Quindi... Ecco, ho fatto nuoto, quello sì. No, a livello agonistico mi piaceva molto fare nuoto. Bene, era bravo? Qual era il stile preferito? No, io faccio stile libero, classico. Ferie, montagna, mare o lago? Mare. Sempre mare. Mi piace, sei abbronzato? Sì, mi piace proprio starmi a crogiolarmi al sole come un auserto. Con tanto olio anche proprio. Ma da questo punto sono molto salvatore, per diventare più scuro per la mora che devi incontrare dopo. Non si sa mai. Senta, sempre pronti nella vita. Senta Marcato, nel ringraziare di aver avuto ospite, mi sono divertito molto. Grazie a voi. Domani sera va a cena e mi deve dare una risposta secca e va con uno solo dei due che le dico, Salvini o Zaia? Devo per forza scegliere. Uno. Mi faccio l'aperitivo con uno e vado a cena con l'altro. La cena lo so. Come fatto? Vede, ci vogliono anche gli attributi a volte. Ma mica è contro l'altro. Non riesco a scegliere, sono tutti e due amici, non ce la faccio. Non ce la faccio proprio.
sono amici da decenni, non ce la faccio. Alla domanda Tranello lei non ha risposto. No, come faccio? Ha risposto a tutto. Hai 2 figli, scegli fra uno o l'altro, chi ha avuto bebè? No, Era una detto, domanda terribile. Detto, alla GIA mi diceva, avuto bebè, a tua mamma, a tua papà. Ti sentivi morire, come fai? Non le ho detto scegli uno o l'altro. Domani sera le ho detto, dopo domani può andare con la, domani sera deve andare a cena. Il primo che sceglie, non ho detto di andare a cena. Zaia si più attaccato. Zaia è più attaccato. A proposito, so che lei si è arrabbiato molto con chi si è candidato con Zaia che non quelli che sono andati con la Lega. Io mi sono arrabbiato molto con chi viveva. Io mi sono arrabbiato moltissimo con chi viveva la candidatura in Lega come una sorta di vergogna o un limite. Oh, sei militante della Lega, ti candidi con il partito o ti candidi con la Lega perché te lo dice il partito. Il partito non è a motorea per fare carriera, il partito è lo strumento per rappresentare il territorio, punto. È stato chiaro. Senta, la prossima volta viene col verde o con il giallo-rosso sempre? Sempre con questa finché non avremo l'autonomia. Quindi io la vedrò sempre con quella. E il verde invece ce l'ha nel cuore. Grazie Roberto Marcato. Grazie a voi. E noi invece diamo appuntamento a una settimana prossima con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Dispar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni. Il valore della scelta.